Saluto a tutti quanti, siamo tornati con me, siamo in un luogo pantoso, siamo a Villa Mimosa, siamo a Tattari, come ti raggiamano tutti, Villa Mimosa, ma è la villa di Sant'Elia, commissionata nel 1911 da Ruconti Gaspare Mella, i costruttori Giulio Di Suni di Blanarcia, ma era piemontese, non si ne comprendi bene, raggiamano in Villa Mimosa, pagosa Rugonte e Mella, una dia regato la moglie Josephine, argentina, alla stazione di Ridreni, e la regalo un mazzo di mimosa. Io sono allergico alla mimosa, e speriamo che non ve ne siano. Tanto siamo con un amico, Antonello Nasone, professore di filosofia politica all'Università di Sassari, è venuto in oggi, anche se non vi punia venire, no, sono capoffonenti, no, è un po' caretto timido. Come ti chiami intanto? Ben arrivato. No, io sto bene. Poi noi abbiamo fatto dritto meta, che dopo me sta a corsa in 9, quindi sta a corsa pure. Ah, tu sei a Facco? Più o meno, dai, sta a corsa in 9. Da chi sto in Tattari, che io sono anelese, sono di Anela, Costerino, però trivallo in Tattari e buona parte del tempo, poi proprio questo di triballo sono in Tattari. Ma ringrazio di questa intervista. Forse adesso è la prima intervista che mi fa nella televisione. Mi ammento che mi ha fatto altre interviste, quindi ringrazio per questo pure, che mi ha separato per questa intervista. E noi siamo ben contenti di averti in oggi, tanto ti torneremo grazie a te che sei in oggi. Tanto la prima volta avevamo di fare una cosa bella. Tu, come ti hai detto, hai studiato in oggi in Tattari, all'Università di Sassari, alla facoltà di filosofia, e da poi sei rimasto in oggi, ma penso che sia stato un po' caretto in giro per il mondo prima di tornare in oggi. Sì, vabbè, come in tutto, sul mondo che era girato, che era connotto, no? E qualche esperienza l'ha fatta pensare a Dio. Poi, da che mi sono laureato, come al momento si vede sul mese di febbraio del 2013, poi vedi proprio in tempo di gara a segare. E poi che mi sono laureato, sono toccato a conoscere il mondo, ma ammento che non un panzo di università, a Dublino, ad anno tutto questo Dublino, tutto di non in buca questo Dublino, e tanto io pure, mi ha cramato sul telefono questo un panzo, mi ha comprato sul biglietto, se abbandoniamo a Dublino, no, come mi lo sentendo, io, e tanto bisogna stato quasi un mesetto in cui si rende sul mondo, come te vedi, tanto al momento sbagliata, gente da tutto, tutto giovane, tutto da Australia, da India, poi da tutte le parti d'Europa, da America pure. Cada anno vedi questo mito di Dublino, vedi il mito di Tisinara, dando tutta questa musica, questa birra, questa Guinness, tanto siamo stuccati, se sta a risfinire e trivalla di nie. E poi me ne sono tornato, che ho fatto un concorso per una borsa di studio regionale. E tanto voi da chi l'ha pescato mi sono tornato in 9. Se no, non manco su intervista mai fatto. Questa di nie, mi piace per me e non vai a dare più intervista. E poi ho vinto una borsa di studio di 2 anni regionale per un progetto che ho fatto, ho passato la selezione, poi sono esami e ho vinto questo bando. E tanto mentre gira sul mondo mi sono in 9 e poi ho cominciato poi a collaborare, a fare, a scrivere e in suo mese e battere mi ammento io ho conosciuto a Michele Pinna che vedi su presidente tanto vedi dell'Istituto Bellieni e allora io già inteso vai dare che in su 88 mi pare che vedi in su 88 io ho organizzato un convegno in Bono di Progio Maria Angioi. E io tanto mi ammento che hanno mandato un invito a Babbo, mi ammento. Poi mi sono tornato da Dublino che io ho vinto una borsa di studio regionale di 2 anni per un progetto, che poi vedi un progetto come mi sono ammentendo di storia dell'arte. E io sono laureato in filosofia, però io ho fatto una tesi con il professor Carmelo Meazza, una tesi sopra Walter Benjamin, che è stato un autore che come bello mi ha comprato tutta l'opera completa,
in sacrificio pure, che sono praticamente... e tanto, però questa cosa dell'arte, qualche problema artistico che hai, io mi sto in conca per questo progetto e poi in questa borsa. Tanto mi sovrimmo in che poi ho cominciato a collaborare. In sulla mezza e battere ho conosciuto a Michele Pina, che tanto vedi, sono presidente dell'Istituto Bellieni. Ma l'hai conosciuto poi manco Ischiaghi e Visi. Scusa, se mi pongo in mezzo, l'Istituto Bellieni è un ente, un'associazione che si occupa di lingua. Sì, non solo. Di lingua, puridica, di storia. Sì, io penso che sia da su sente culturale privato. Forse più beccio no, manco più beccio, più chi ha prodotto più cose in questo anno, secondo me. Io qualche cosa di arte la conosco, non vado in arena da niente, però come produzione ad allargato praticamente sempre su evagere, vicinende di politica, di filosofia, sul problema della lingua. E convegno di diritto, e come è uno dei più belli che è stato fondato, come non credo ballare, in su 88 mi pare. E tra l'altro in 88 è un momento di questa cosa di Michele Pinna che ha organizzato un convegno in Bono sopra la figura di Giovanni Maria Angioli. Alternos. Ed è un momento che è stata arrivata la cartolina di invito che a domo pro babbo. Ed ho apponato, ma chi è questo? Angioli vede un uomo da importo umano che vado una cosa, in buono beste proprio su corso, che è corso Angioli, sa Tesinarda, si stradone per un anno, dai. Però in costera, questa figura comunque un po' è restata in suo sentito, che vedi che non fidi. E tanto io, a momento questa cosa di Angioli, mi sono finito un po' appassionato e poi sono mi battere, ma questa è che vede una cosa, noi siamo connotti con Micheli e abbiamo cominciato a collaborare con l'Istituto Bellieni. Tanto collaborei io con l'Istituto Bellieni, però via sempre, faccio vinto a qualche seminario sempre con l'università, con il professor Meazza. Il professor Meazza è proprio, su chi potremmo dire, è stato un mastro per generazione di studenti e tuttora è professore, però tiene questo di uno che è capace di fare dischentesi. È proprio un mastro che era dischentesi. I discenti ripori bene, quando si andano si lamentano. Ma basente, professore, chi si chiede manicare sul mondo, ma sul mondo si chiede manicare da esso. E invece esse stavo sempre in attenzione, in rispetto, e tanto ho sempre collaborato in esse, ho fatto seminari, tanto abbiamo cominciato a fare la summer school, che come besta ancora, la fare in Casteldusardo, un anno si è fatto un momento sul primo anno, l'abbiamo fatta in Sisola Rossa, e un momento tanto toccai dai tattari, che in cui sono compagni di università, amici, tuttora sono amici, tanto partiamo dai Noghe, Deo, Paolo Fodrette, Giuseppe Mascia, che come il sindaco dei Tattari, e siamo in Giuseppe e in Paolo siamo amici da 30 anni, quindi andiamo sconosciuti, andiamo rivito delle cose, e tanto abbiamo incominciato a Tesinarda a fare questa cosa della Summer School e questa collaborazione. Poi qualche anno abbiamo cominciato a segno di ricerca, che poi in Sud noi abbiamo cominciato sul dottorato. Ma cosa, in che tempo tu eri provando a entrare all'università e come ti associato? No, non tanto. No, non avevi pensato ancora? No, che poi è una cosa difficile, sul mondo dell'università, non è che è comodo, non è che sono incardinato, come Tesinarda, però vado una cosa da narrare, cioè, noi sa filosofia o ti piace o non ti piace, o la sighi, se uno pensa a chi siete un tripallo, non anda da lui. Come ti dici chi, cosa si fa? Sono convincenti, ma sei travagliando, sono convincenti, e ti sei convincenti.
E da io ne strivallene pensando pure, che la filosofia è pratica pure, non è che sia una cosa, che sia un pensamento orgai a sa zega, la filosofia o ti piace o non ti piace, quindi uno può fare finta su mastro in muro. Sì, per la filosofia sì, che a leggere, a si interessare. La filosofia non è un tripallo, la filosofia è il pensamento del somine, quindi uno, per fare un esempio che è, Spinoza, che è un filosofo olandese, giudeo, disse, però la sua famiglia che vive in Portogallo, che è andata in Olanda, disse fa che a sottico, fa che ad occhiales. Però, fidi, un filosofo, non è che per forza un filosofo deve essere un professore universitario, non è nato, anzi. Come, vabbè, questo è il periodo che i dottor filosofo sono professori universitari, ma non è... Che se conosco io, o so professore o so matri di cinema, oppure matri di teatro. Però va differenza, però, una cosa è il professore di filosofia, una cosa è il filosofo. Io non mi dai in armatura, no, io non sono filosofo, io sono un studioso di filosofia. Filosofo sono Hegel, sono Kant, Platone, Spinoza, Gentile. Eraclito. Ti dice che cosa Eraclito? Quando ha giocato la cosa della biografia a lui ha detto che era un pensiero un po' criptico, ma non mi pare, sei una persona che hanno fatto un'amicizia, pro riere, però sono dei subellieni. La Presidente che è Maria Doloretta Lai, Maria Antonietta Savita De Micheli, Maria Antonietta Pinna e tutto. Mari sono divertito a fare una cosa. Ma è bello sì, da voi. Finita al Micheli, forse Mari, è stato Micheli Fibboneso, devo sono aneleso, quindi siamo all'H, però vada sempre come tu dici da Sardegna, sempre quasi a contierra, ma vabbè. E tanto mi eri capitato di quando ti sei agattato con Michele Pinna, è stato un attoppo impulsante per te? Sì, non tanto che è stato un mastro, però è stato più un amico che ogni tanto andavamo a manegare qualche cosa o a zirugare, ogni tanto andai a domo alla cattare. Tanto stiamo a questione, no? Di ogni cosa, di filosofia, di letteratura, di politica, ma sicuramente di politica, tanto vidi in suo partito sardo. E così siamo poco in mezzo. Penso che in chi mandicati che fazia di t'ha fabbricato da Gioi. Sì, e te tornato in capo ragazzurina. E pure mi l'ha ma da che non siamo sagattati, non sono sconnotto. Poi io rischio che vidi che, a parte questo, poi tanto sbagliata, forse è stato in scuola che in sa sorda di mamma, in Uttieri, in sul liceo, e tanto, ma lo conoscia che di Tisinara, non lo conoscia proprio, però rischia che vidi. Sì, e poi abbiamo incominciato questa cosa di Angioi. Tanto in Sud Amizza e Bindi che forse, io mi momento si battuti che ho Bindi che forse in su battuti, tanto ha incominciato a Tisinarda a ideare questa cosa di solo di Angioi. E si queria fare una specie di Tisinarda di fai dare della salda rivoluzione in solo di salda rivoluzione. Cioè tutti i guerrieri del passato Gian Maria Angioi, insomma. Per esempio in Tattari, abbiamo fatto una boia in Tattari, abbiamo fatto una boia in Tiesi, in Bono, in Borutta, in Turrarva e solo cose noi vedi in Salighera pure. L'ultima boia che abbiamo fatto, vedi, hanno passato 2 anni fa in Santa Teresa Gaddura, che poi... E in Castello? Nuda? Non pensate alla possibilità? No, vabbè, forse abbiamo fatto in Oristanisi, che in Oristanisi si tesinara di Angioi, dai, lui da sa marcia di Angioi, fine di Nie, però in Castello forse capite troppo a largo, ma non bisogna che poi come te che funziona fini 3 sobattostappas in Attunzo in Ierru e Caleccuna in Erano, no, in Istio che aveva troppo caldo, però
e a narrare la verità noi siamo divertiti. Sul primo periodo, primo Deo, Stefano Tedde, che è stato un amico, un archivista, un mezzo archivista scriveste in Sardegna, e poi Giuseppina Ruggio di Buttomaiore, che fa questa parte archeologica. Deo e Stefane, praticamente, fai da su che vi successo dando in sa Idda, in sa città dei Tattari, e tanto direi un solo logo che fini proprio solo logo de Angioi, noi abbiamo visto non solo Angioi, ma sono Angioi hanno spuro, i partigiani di Angioi. Tutto con su Babbiro il storico o con i rigonti No, anche di tu sei Ragnete? attore di teatro, vai proprio tipo attore di teatro. Tanto me ne prendo il travaglio. Non vai a dare delle zernude, vedi proprio che è una papilla. Drammatizzato. Vedi che cosa. Non siamo divertiti per questo. Ma episodi cosa immagini? Di... No, questo non l'abbiamo fatto. Però abbiamo scritto d'or libero, che abbiamo sposto praticamente, e tu li sai più di me, noi una cosa è a fare sittesinare da lunare regai a bocche, no? Una cosa è a scrivere, certo, se effetto è diverso, questa performance, come è una cosa quando tu ti buona regia, un po' credo intimo, quando ti buona invece a Bozzi, di buoni tutto quanto visto che hai Trento. Ma episodi di fotografie di chi ti... No, sì, e qualche fotografia l'hanno fatta. Allora te la domandiamo, Zabolano a dare, questi sono bellini però. E nulla, poi questa cosa l'abbiamo fatta finché poi è morto Micheli, in su abbiamo finito, che aveva stato poi questa cosa del suo Covid, no? Da che non in Serra, siamo stati il primo un anno e mezzo mi pare, e nulla. Però questo interesse di Angioi è sempre stato, è stata una cosa, penso, un momento di storia sarda che me da non conoscono. Ti faccio una pregunta, Mara. Tanto cosa ne pensi di stare della Sardegna? Come ti ravvazzini, come ti rapetini un bediglienti, come ti la sottrattendi a va, come ti pittacolo? No, tanto, come a me mi hanno cercato questo dell'Assemblea Nazionale Sarda, questo Occanno e questo del Sadommo di tutto. Mi hanno cercato per fare dare questa cosa a chi non gente. Però, per un periodo mi sembra se la gente partecipa o si è interessata, la gente la vive come sono gli studenti come una dia di ferie. E poi è certo badannare una cosa pure, come sta gestita la regione, tutti questi anni che una vera differenza da destra e sinistra, tutto, non l'hanno mai valorizzata, però su chi è poi, che poi tutto pone cultura sarda e donzi cosa, pone a un montone. Questa cosa che è nascita per aumentare sulla sarda rivoluzione, con 3 anni e più spuro. E invece tutto vi pone canto sardo qua e a terrasco sardo. Poi credo di Sciamurino, ma io penso che questa cosa non la si fa ancora. Si può pensare è una gontiera che farla in ancora. Cioè, se andiamo a vedere i libri di ora, non v'è né Gramsci né Lusso, non vi sono rimani la Sardegna, non v'è Angioi. Se fa demo di storia locale, abbiamo di conoscere anche questo. Tanto magari i bizzini nuovi può dare vivilla in un modo diverso, sa dire la Sardegna. Certo, ma noi abbiamo sempre speranza su uno schiene a poi, però Donzano è sempre nella stessa cosa, quindi questa questione poi mi hanno questa scuola, penso all'università, forse questo anno, che poi io conosco Angioi, capoleggi sul libro per esempio di Mattone, del professor Mattone, di Piero Sanna e di Attero Spuro. Cioè, l'università è interessata di questa cosa, solo che poi si scuola non ha mai seguito, non ha mai... Poi è sempre un programma ministeriale, la scuola sarda si suinara da sul ministero, poi a infine, non è che ipotesi spesso, poi non è che non comprendo meglio sul meccanismo della scuola, però certo, se non parti dalla scuola quando deve partire, tanto siamo sempre sorpresi a battere e non si cattiamo tra noi, questa cosa poi non resiste, dai.
No, hai di buonire in plata, insomma. No, non avete mai pensato con l'Istituto Bellieni di fare un'icora saglia, paritaria, cioè un'icora in di tacciappi con i altri, non solo di ritloria, ma anche di filosofia, di matematica, di letteratura, No, di no, ma scienza, che ve ne so, ve ne è un montone di persone che hanno travagliato, che sono partiti dai noghi, magari sono rimasti noghi, ma da voi riconoscere in tutto il mondo, ma chi che hanno scritto. no, vabbè, za curso di filosofia, dell'imbasarda e altre cose, in Subileni la hanno fatta e si la fare queste cose, però certo, a parte provare cose al gabbia che finza ordinari, anche nei nari non si canta a missa, nada su diz. Quindi No, la missa ti ridomanda, ti lo rendi so, conto? è vero. Però certo, te potevo narrare, è stata una bella idea. Poi, però, se non parti di, poi, se non parti finza delle famiglie, queste cose, è difficile, certo. E poi più si anda avanti, secondo me, più certe cose, che poi certi professori non bisogna più, certi in corso di studio non bisogna più. E si belli, E questa cosa si perde, certo. Beh, ma poi bisogna vedere i giovani come a te che tengono come la cosa, l'ammento, tengono vivo. Sì, vabbè, io posso essere Deo e altro spuro, no? Però certo, tanto bigheria coraggio pure prima. Come a parte il suo coraggio, bigherete altro pure, bighere pazienza meda a fare questa cosa. Ma c'è bisogno come associazione armeda, tanto bindai più spago, come bindai più spuro. Però certo, se tu mi narras che non vada, come da che hanno fatto questa cosa in Primavera e Sarde, in Tattari, canta gente bividi, forse una chimbantina mi pare. No, Ermeda, no è spago, no Ermeda, ma noi che bividi una baiata, noi che vi prendo su luogo, dai. Poi certo, gente meda, però gente meda è il dia di ripallo, questo pure è vero, però baiata i studenti universitari, ma i studenti da superiore non. No, questo non. Però nei corsi universitari, certo, uno brinca a scuola, però in università magari potete. Però bisogna sempre qualche cosa, o in famiglia o in qualche. Scommente su stessa mia, no? Che gai pro casa, poi inteso. Certo, io stai finza in un luogo, in una idda, che qualche cosa di angioi, che si schia, dai, qualche cosa di finza che sono angioi poi di Nianterrino, in finza in bidda, ma badate le cose pure. Vi vedi uno di idda che è stato su Itesinarda, penso un uomo importante di Idda che ha seguito Angioi, bessa prima sua in Oristanis. Però, certo, disonende, o nasce in famiglia oppure o qualcuno, a volte uno che non intende in famiglia, che non intende in scuola, ma a volte combina pure che magari gli interessa e si chiede queste cose. Non avete mai pensato di fare un progetto video sui roghi di Gian Maria Angioi? Visto che avete fatto la drammatizzazione teatrale, Fedele 2.0, no? Passate non mi interessa di questa cosa. No, tu con i bastoni che lo fai, però l'scrittura deve essere la vostra. Sta vero, no, per cosa si pensi? È una storia bella, sì. È una storia epica, cioè vi sono un bel di cose, di situazioni che si può vedere, abbiamo visto nei film di tutti i grandi maestri, ma vi abbiamo in occhi. Ma vabbè, è scommento su questione del cinema sardo, no? Che tiene un stile su, va a registrare bravo ormai, è una è colpa e balla, come ti dice. E non bada che qualcuno che si interessa di queste cose, che poteva fare, se tu bighere di una rimeda, però questa è una produzione, io penso che bighere fa di una rimeda. Ma uno ha pensato di fare una sceneggiatura per una cosa che penso che ha da interessare, che poi, da che abbiamo cominciato questa cosa, chi ne sta bene Ted, che è un archivista, non abbiamo cose che non si schiano, per esempio, questo è bravo me in cosa
io non sono un regista, non so manco del cinema, ne compreso uno che compie sul film e basta. Però è un aro, va il materiale per fare sceneggiatura. E per dire una cosa che tu Però vuole fare questo pure, Angiumi. so così che ne dirà, magari. Beh, che cosa che quando eri rigida hai detto, esce che chi non la sapevo, che... Sì, cosa armata, Una particolare. No, vabbè, una cosa, ma... No, una cosa che da cattavo, Steven, che vai da Fidesa, Angioi a Contiera che in suo zio per un terreno in suo campo in Costera, dai, in suo campo che poi mi pare che vedi in suoi Benettutti o in suoi Urtei, ma che ischio che suo zio vede questo lei da Zuao, suo frate e sua mamma, Taddeo Arras, e invece Steven avvocato, non va più scritto in spagnolo, mi pare che vede una cosa di a nottaio gai, e noi è una raiata che viene a Contiera, Giovanni Maria che è in suo zio. Ma è una cosa, però altra cosa... Non lo potremmo dire. Sì, però magari è interessante per chi è stato in zona, dai, in Costera, in Gocciano e Gai. Ma questa è una cosa, non è per la sua evoluzione non vi entra nulla, però vede una cosa, una curiosità. Ma è capitato di la drammatizzazione, avete fatto la drammatizzazione di Riroghi di Gian Maria Angioi, ma come ti l'avete fatti? Come è nata questa idea di bunirvi la gara, insomma? Ma tanto, come film Deo e Tesinara di Stefano e Tedde, no? Stefano vidi cominciato a contare la storia di Said, che teve successo, la storia per esempio della scresa di una Ida e di altri monumenti che vivono in Said. E poi però incominciai ad affidare della storia di Said in questo periodo della tarda rivoluzione. Stefano è bravo me da voi a fare questa drammatizzazione, che voi tenete noi non abbiamo studiato, però questo stempor da chi uno ischi di chi su chi te spompiende sti interessato, lo usamos te bottonare, lo comprendi a imur, dai, come te vedi. E se vai a poi vai da io detti, sinara, adesso o de qualche personaggio de Said che ha partecipato alla sorta di rivoluzione, però non fidi una parte mia e una parte sua. Ogni intanto stiamo magari fini a disse e incominciai a Deo. Fini a Deo e tornai ad incominciare a isse. E fidi una cosa, non siamo agattati bene, io mi agatto bene, poi in Stefano fattene questa cosa. Come per esempio, questa Occanno non si è cramato questo dell'Assemblea Nazionale Sarda, un'amica mia, Gloria Turtas, provare un venue in biblioteca comunale. Abbiamo finito a spago tempo, perché in un'oretta fimos in trese, Deo, o un altro amico, un altro companzo, Vanni Piras, che è un storico del suo diritto medievale, però noi scriviamo un tesinardo, io non abbiamo descritto nulla, poi ho dato gai a braccia come tesinardo, però il sospuro, cioè non bada più uno che sta andando, fin tutto attento, tutto hanno seguito, che da che uno fa uno convegno, finza su una boiugai, noi che poi la gente si candida, sta male pure, uno che ha per finza la stabilità e chi sia bravo a fare dare, a interessare la gente, se no prima facciano sui studi, sull'università facciano sul corso mi pare che i rettori che sono avvocati, come manco questo, purtroppo. Poi va gente che è brava, che è stabile a fare questa cosa, va gente che dall'interno di che drummis. No, a che vedi si offende l'autoincensazione, si sono fabidendi e baccucciassi. Ma sentite che si piaga, che fai si piaga. Mi piaga il sono di Rabozzi, si accoglie le sicullane. Sta bene si piaga da sosattero, spero, tu ti puoi spiagare, ma sta bene si piaga da sosattero, questo è... E tanto abbiamo fatto, che ne Stefano, questo
abbiamo incominciato la prima volta in pare che vidi in semestre in Bonorva. È un peccato che non avete rigosi l'archivio video, questo è un peccato davvero, tanto l'abbiamo di rifà. Che poi Dovremmo a farlo. ci devi scherare. Però, tanto, mi ammento, poi vado una cosa pure, che incominciamo in attunzo in Ierro. E abbiamo scollito abba, ogni intanto proiata, e questo fritto. Una volta in Maccomere, mi ammento, e baiano fritto, un ento. E poi, vado un'altra cosa, mi ne sono dimenticato, poi di questa cosa andammo a uno zasso che ci ha dato l'amministrazione comunale e ognuno attia da qualche cosa a manicare, finché so che niana, attia da qualche cosa a manicare e manichiamo tutti pari, e è una cosa bella pure, chi attia da un gruppo di artisti, chi attia da vino, chi attia da altre cose preparate al gai, chi è pane, chi altre cose, e finché un momento finché di stare tutti pari, però è un momento finché, come ti viene prima, fritto, abba, ma come era vedi, ma al momento si vede sul mese Natale o sul mese e poi andammo sull'ultima tesinarda, tancammo su questa cosa che fattene la visita archeologica e sono spiegato a Tamuli Sinara mi pare. Sì. Uno fritto, però non siamo divertiti, dai, questa è una cosa vinta. Poi ti sono abbiamo pubblicato questo libretto che qualche cosa hanno circolato pure, e qualcuno lo sa leggere pure. Qualche discenti d'oio l'ha letto? E qualcuno l'ha podato, sì, qualche cosa, qualcuno penso che l'ha podato. Una cosa è biludare, una cosa è stare a leggere. Lo so. A volte li dai e poi o si chetta da che le tani su o che le tani sul fuoco però no, speriamo di no. Tanto tu sei all'università con filosofia politica, sì. Ma sei stato e sei mi pare pure radiologia, sì, scienze religiose. Sì, come quasi una decina di anni ho mai acclamato Don Raimondo Satta, uno predero de Olbia ma virrazza de Nulle, quindi de zona pure, però io non me l'ho mai nato. Acclamato che io, che è gente laureato in filosofia, che però che tiene il suo dottorato. E come io sto pensando tanto dottorato, che tiene il suo dottorato, fino su 3 o 4 e 9 intatte. E vengono da Giuseppe Mascia, Paolo Fodrette e qualcun altro, non fino manco meta. Però io sicuramente conosco da uno professore dell'università che vita amico mio, mi l'hanno fatto questa proposta, si interessavano, andare a Tempio e gai conosco se si può interessare. Proviamo. Sono andato a Tempio, poi ho conosciuto Don Raimondo, che si scusi che è morto 3 anni fa, che mi pare. Vedo un uomo predero serio, però vedi allegro, gai, vedi è di buon coro, e poi in un giro di poco mese un male che l'ha giocato. E tanto mi hanno dato, ma per fido conoscere, abito su curriculum, vai alla pubblicazione, ma ti interessa da insegnare, ma tanto devi insegnare filosofia e tutto, quindi storia della filosofia, introduzione alla filosofia e fenomenologia della religione. Abbiamo provato e poi hanno fatto una fusione in Tattari e insegno in nuovo in Tattari pure. Però certo vado una cosa è narrare che io mi via finza che enzo proprio da scuola del professor Carmelo Meazza, che questo tema teologico noi lo usiamo sempre, il sicuro ha sempre cercato di buone la teologia che in sa filosofia. E tanto non fia cioè qualche cosa li schia pensa di ideologia e poi uno filosofo, uno pensa di studiare filosofia, qualche cosa di ideologia la deve schiere, la teologia pure è filosofia, possiamo andare al gai, come non è stato semplificante, però è sempre pensamento e sumine. E poi io mi via vinta, come ti viene prima, mi via laureato in una tesi sulla figura di Walter Benjamin, che vede una cosa di sarte sadennica in Walter Benjamin, però io dando finza in quei buru che avvia proprio in questa scuola del professor Meazza,
acabate di narrare una cosa, io le zia cosa armeda, però devo ringraziare il professor Meazza che mi ha ordinato, in suo senso di tesinare, ma ha posto una serie di ordine in su che le zia Deo. A volte uno legge di un montone di cose, però sono tutto una cosa a cuddare, a cussare, e non tenere un ordine, non tenere uno filo logico, mentre si può narrare. E quindi io ho fatto una tesi su Walter Mera, però mi sono sempre interessato di Carl Schmitt, che è uno giurista, è uno dei più importanti del suo Novecento, però è forse uno dei filosofi, uno dei pensamenti tra i più importanti dei ultimi secoli. E a te lo spuro che tutte cose che mi sono servite, però, che poi, finché ho provato questa cosa di ideologia, Benjamin e Schmitt si sono interessati di ideologia e quindi mi è facile pure a me cosa mica buono in questa cosa. Come per esempio, dire che lezione e pare da fatta apposta che poi subava questo agostiniano e deve vi spiegando sul pensamento di Sant'Agostino, sulla differenza di Sant'Agostino, della Trinità di Sant'Agostino, che è atteroso teologo. Quindi pare fatto apposta, mi manca una guida che hanno fatto suo papà noi e ti puoi spiegare Sant'Agostino, pare fatto apposta. Quindi, finché pro l'interesse mio, mi sono servito sui autori che io ho fatto da che mi via laurende e poi altro spuro, come mi sono interessato del suo pensamento. L'anno passato ho fatto una paia di convegni, una cosa poi scritto su di Carl Schmitt e poi una cosa di Gramsci, che abbiamo fatto una cosa dei filosofi e giuristi sardi, dei filosofi e dei giuristi sardi. Che è una cosa che è importante, come la seguendo che in sosatro della Società Filosofica Italiana, che è Mordeo e altri pure, però sono più interessati se Mordeo o Paolo Vodret e Bacchisio Meloni. E abbiamo fatto 2 anni fa un convegno sul filosofo e sul giurista sardo. A me mi è toccato, non l'ho separato io, di fare una relazione sul convegno gramsciano del 67 e del 91 e abbiamo finito pubblicato però l'edizione in Scibole. Vorrei preguntarti che pubblicazioni risedi vendi, che convegni risedi in un libro manno? Sì, sono in relazione, non è che è un libro, però la siamo pubblicata per la casa editrice in Scibolette, che tiene la residenza, ma in Roma è proprio Tattarese, anzi è forse una delle più moderne, le più attive delle case editrici di tutta Italia in sul settore della filosofia. È una cosa, un merito vinto con il burro del professor Meazza, di Giuseppe Pintus, che è uno che praticamente è su chi non si può denare su mere, però è questo che è più attivo in questa cosa della casa editrice. È una cosa vinta un merito della Sardegna di aver fatto questa casa editrice. Tanto vorrei domandarti e preguntarti una cosa. Pirandello, no? Pirandello è di questi autori, si può dire, molto, molto filosofico, un bel filosofico. Tutti i canti attori quando già ciappano Pirandello si pone di moria perché vede entrare dentro il gabbo di questi personaggi e dentro il gabbo degli autori. Gramsci ha scritto di Pirandello, andò a vederlo nei primi commedie e drammi in Torino e riscriveva, e rifaceva le recensioni punendovi pure qualche appunto dicendo che secondo Gramsci non era argomenti pure a di. Cosa ne pensi di questa cosa? Cioè, su 2 gabbi, su 2 pensamenti manni che si acciappano. Gramsci, io non riesco a studiare proprio questo, però mi sono interessato sempre di Gramsci, a parte che è un filosofo che chiede di studiare, poi uno può essere
di un'altra ala politica, ma non c'entra nulla in questa filosofia. La filosofia vada da tutti i canti di Roma. Pensatori mannoso, filosofo mannoso e altri che non vale nulla. Non avviene no, perde tempo solo manco a berre la pagina, proprio a pompiare sul libro, sulla copertina. No, De Gramsci mi ha sempre interessato, a parte questo passaggio da Ghisse, si canna da Sardegna e andata a Torino. Poi questo gusto in Araiana Gramsci sardo, Gramsci sardista. Questa è una cosa che mi ha sempre interessato, che rischire si baia da qualche base di una sarda in suo pensamento di Gramsci e qualche cosa beste. Poi certo, perché l'hanno posto in prigione, però è un pensatore che tiene un strumento filosofico forte, che poi fa in parte, e questo l'ha sempre nato, ma è sicuro mancare non l'unica, poi vado una cosa pure, a volte uno non narra da non querer narrare, o non può narrare. È certo che in cui è questa base, secondo me, su un'area neo-idealismo italiano, ma più che Croce, secondo me, è stato sempre gentile, che era l'esito, in cui pure, certo, l'uomo si passa da mente uno filosofo, di suo fascismo, ma a me questa cosa non mi interessa il suo pensamento. Come ho fatto su un corso di filosofia politica, sopra la filosofia di Marx in Gentile, e ho chiesto un libro che era l'esito, per esempio. Però lo rende a Gramsci, mi è interessato sempre questa questione, ma su questione del meridionalismo, per esempio, e la differenza del meridionalismo che in Sardegna, per esempio, proiette i senarada che la Sardegna è un caso particolare, detti sinara, la Sicilia, la Sardegna e il meridione, sono praticamente tre casi particolari, e crea questa particolarità della Sardegna, che poi non so su primo, ma da un'iscarterata dei studiosi che hanno l'esito e anche cercato di interpretare queste cose. E poi mi interessa da certo De Gramsci proprio la parte filosofica e la parte filosofico-politica su questione dell'egemonia, che è interessante. Non so su primo, Gramsci ha scritto tutto e poi penso che sia forse l'italiano che più l'esito in tutto il mondo. Però se uno può narrare, è la cosa che mi interessa è discussa di Gramsci. Ma le altre cose, e poi della letteratura, non è che a l'esito, poi anzi di lunare, io non sono uno che legge il romanzo ormai, anzi, forse gli ultimi che hanno l'esito, le cose che si devono leggere, le cose più importanti, le che mi piacciono, però a dire la verità, io non ne compro, da me che ne comprare libri di letteratura, di romanzi e altre cose. La poesia è diversa, però la letteratura, il romanzo... Che ti piace di Boetta? Quali sono i Boetti di tempi inoltre, di tempo passato, che tanti busti in condizioni anche di travaglio d'olio, che ogni tanto ribigli in mano e dici, dei Chisinara, dello tempo di Gomo, si dominara di Occanno, di Gusto De Canno, non ne conosco manco. Ma manco di 30 anni di posso fare di uno Baudelaire, per esempio, mi è sempre piaciuto. Hölderlin, William Blake, Coleridge, Byron più spago, Keats, Shelley, e poi italiano, Foscolo, dei 800, dei 900, dei 700, 800, che poi ti posso narrare Dante, che è Petrarca, ma uso lo deve leggere per forza, se no non comprende nulla. Ariosto, Chaucer, Sardoso, mi piace a me da Montanaro, Antioco Casula, sì. E poi certo Paulico Mossa, però su più che non è magato di più che Montanaro, questo è io. Così che è un studiato però di una famiglia pastore, e poi in fondo pure
Enzo dai gussa di Tesinara, da gusso Dalla trunco, terra. dai gusso trunco. E tutti venivamo dalla terra, da voi. Sì, vabbè, gusso però proprio da famiglia dei pastori, cioè da parte di mamma e da parte del babbo, quindi con nostro nonno, noi li chiamiamo nonno fini lo spadrino, manneddo, poi si naraia da in vita come si nara nonno, però è appunto sono nonno mio, su babbo del babbo e su babbo del mamma, e veniamo due pastori, e poi sa mamma de mamma che si è morta dai paghi. Però si bada una cosa, è che sempre, mi spiace sempre ascoltare so scontro de Sormannos, so scontro de Saida, sa sparistorias. A me mi sempre piace ascoltare, a me piace mai da ascoltare. Poi siamo in un tempo che non mi piace da ascoltare. Ti vorrei dire proprio questo. Noi ascoltiamo più, noi sentiamo, come si può dire. E per questo siamo spostati bene, noi. Abbiamo bisogno di ascoltare. Questo è, ma la gente non crede ascoltare, pare che tutti si parlano tutto, chi schien tutto, chi devono imparare sos'altro, chi non devono imparare. Tanto quando c'è con i bizzini, con i giovani discenti all'università, cosa vai a punirti nelle condizioni di fatti ai cuccià? Beh, questo è per forza, se no non si non è può contato però. No, questo no. Però io vedo sempre a questi studenti, li pregunto sempre su parere su intende pensa, cioè fatto lezione, però mi interessa pure, non è che solo io è un gusto, poi fine della lezione e buonanotte. No, io sono qui e poi si dico. No, tanto non vada come una ragazza argentina, non vada educatore, non si stava educato. Gade per seguire, se no siamo su chi due, se uno si deve porre finza di tesinare, deve comprendere che non è, come ti viene, uno si che modo di manicare sul mondo. Sul mondo deve lasciare, anzi, uno da chi lascia qualche cosa è ammentato. E si ammenta questa cosa che Donzuno spera da chi. Ma uno deve lasciare cosa in suo mondo. Sul mondo ballo che prodotto, mentre una Salvatore esatta, però uno deve lasciare qualche cosa a questo mondo, non si che vuole manicare tutto, e se che manica tutto, e beh, e tanto è finita. No, tanto a suo Camposanto tocca da tutto, quindi. Torremmo tutti alla terra, come ti si dice. Quando in vita, sai Pagliazzo che io sto giù del Rino, non è basta su Camposanto, tutto ramo sai quindi. Tu hai scritto un libro ben importante, Una guerra come il strumento di rivoluzione Barubopolo. Cosa ne pensi dello sarlismo? Io non so conuda. No, questo vedi un articolo che ho letto in una call for papers, no? Poi l'ha scritto in 3 o 4 giorni, e l'ha mandato e l'hanno pubblicato. Però vedo una cosa, cioè da uno scrive una cosa in 3 o 4 giorni, scrive chissà cosa, mi sono posto in 3 giorni a leggere libero, no, la conoscia e tanto lei vedo un periodo che mi più interessante, ma io ho più interesse di certe figure, di certi personaggi, però vedi, si interessa e vedi questa figura di Attilo De Feno, che non è reso. Chi vede è morto in guerra, che vede giovane, un momento si tenia da 27 anni, o 23 o 20, ma forse 27, io non credo sballare. Che è stata una figura che in quei burri non conoscono, ma fin al Gramsci, alleato Meda e Bellieni, alleato Proitte, che si è posto a fare un gruppo di antiprotezionistico. Si è laureato in Pisa. Prima ha studiato in Noventattari e poi si è laureato in Pisa in una tesi su Carlo Marx. Ma ti sto vedendo sul 1911, che non è che tu vai a tesi su Capitale di Marx. E poi è stato a Sardegna, che forse tanto si chiede impiegare in continente, forse non di spazio, e si tanto vedi in questo gruppo di sindacalisti rivoluzionari. Però hanno ritornato a Nuoro, fai da reportage, da giornalismo, però si è posto in conca una cosa che pare
noi che pare una cosa impossibile, di cambiare la Sardegna. Ma noi che cambiare, noi stiamo a fare da regà, se teniamo una struttura di autori, di cose che all'esito, non fide uno itesinare, uno che leggia una pagina e due, fide uno che schiada le cose, schiada Marx, ma schiada che gli schiada, so filosofo romano lo sconoschiada. E mi si è esposto a fare questo gruppo che vede antiprotezionisti, però io se ne raia una cosa che a me mi è sempre piaciuta. Gente me ha descritto di Sardegna che ne scrive manco i testi da Sardegna. Come uno pare per questo è presumito, però poi te una raia. Che una raia, so sardo sono tutte gente che si lamenta, da gente che anda contro il governo, e poi ad ogni elezione elegge sempre questa gente, sempre, e noi che non cambia nulla. E paremo sono i tempi inoltre. Esatto, non è cambiato nulla, però noi si teniamo che qualcuno che l'ha nato prima di noi. Sì. Mi è sempre piaciuto che vedi una persona coraggiosa dando. E chi ha seguito, che ha documenti che hanno posto la quota per questa associazione di Defeno, questo è il nome di Gramsci e di Camillo Bellieni, il fondatore del Partito Sardo, che questa è una lettera bella che non è nata da Bellieni, che noi non siamo né italiani, né spagnoli, né africani, noi siamo solo sardos. E questa colpa non l'ha data a Dio, che ha alleato una punza di terra che l'ha imbolata in mare Mediterraneo. Però noi siamo solo sardi. Io penso che questo vi conta questa cosa che narra grazie a lei, noi siamo noi siamo solo sardi. Questa colpa non l'ha data a Dio, che ha imbollato su una punza di terra in mare e va fatto da Sardegna. E scrive proprio questo, preso battorriga di questa lettera che si ha descritto a Defeno. Come questa è stata la guerra, è morto in guerra, è morto in su 18. E si scrive una cosa per su reparto di psicologia del suo comando, perché osagai, della armata, perché osagai, che l'hanno precontato di fare battorriga, però non comprendevano come viene questo sardo in la prima guerra mondiale. Questo vai a gente che vede, però la prima volta è sia da Sardegna, e sta andata ai guai, che manco ne vedono, stanno lì in Raiana, vai, spara, vai, veste su frate del nonno, del suo babbo del babbo, zio Pascale, ha fatto 3 anni di guerra, e tanto vi vedi, e sta andata ai guai, non si chiama manco, vi vede un oronese l'anno, Pascale, che bocchi, che non abbiamo d'accordo di Assise. E in cui vede sparare in la prima guerra mondiale. E in cui questo sardo che si dia in sul sud mi ha fatto venire che parola. E tesinara tanto vedi, e questo scontro di guerra poi mi lo andai a nonno, su frate, da cui da che sto rado, zio Pascale. E tanto Defeno l'hanno fatto l'hanno dato proprio, tu adesso scrivere qualche cosa, non comprendono come sono questo sardo, come dei te bisonza, e si è descritto una cosa, che sono sardo, che sono come sono giudei, e come sono russi, che hanno un'idea di giustizia, che vogliono cambiare il mondo e queste cose in modo rivoluzionario. Questo è un iscritto che era cambiare il suo destino a Sardegna. Fondamentalmente questa spera giusta non è che mi la sammento, però una rea che vede un popolo potenzialmente rivoluzionario. E questa cosa mi è sempre trassio, ma trassio come la prima volta che la polizia, ma trassio. Avevamo delle gillo e farlo leggere ai giovani inoltre. E poi a Progussa ha compreso proiette hanno fatto sul Partito Sardo. Cioè,
Io, magari uno, voi nascito, il Partito Sardo è nascito dal versamento di Camillo Bellieni, che ha visto più in cui pure strutturato, conosce la sua filosofia, conosce la sua storia, e si pure mutilato da guerra. Io si vede magari che voi vi passato a Sosardittos e l'hanno, mi pare a Sanca, l'hanno leato a Sanca, l'hanno sparato e vi mutilato. Però è stesse, io non leggo questo, da che poi è stato a Tattari, e tu leggi questa cosa, e caspita, ma una cosa che è rivoluzionaria come che è scomodo, però vado una cosa pure, sono sardo siamo vinti da una pezzo di maniera strana pure, dove prima abbiamo questionato di Angioi, Angioi l'hanno traito, Angioi l'hanno traito, sono sardo pure in una questa maniera, a bortas parimus tutto, tutto Paris, tutto forza Paris, tutto Paris, sì, forza, e poi uno s'altro sta pensando a altre cose e a ti traigere. Lo sardo pure, e magari si pone per il interesse suo, traigere su un panzo, che pro caso mare l'anno, e mi, se tu traigere su un panzo tu, a te ti diamo una postura a caso. A volte lo sardo si non tutto, ma però questa cosa bisogna sempre stare. Vi avevamo nello DNA, un po' Gareddo, e tanto avevamo detto di Angioi, Bellieni, De Feo. Uno deve studiare questa cosa tempo tutto, però questa cosa che viene studiata e poi uno che tiene gli strumenti di filosofia che uno deve studiare sul gusto. Dalle radici, posso vedere, come ti dicevo, grazie a Ripaldi di Rimanni, a Giovito Lontano. Chi studia da tutta la vita altre cose e non conosce manco in noi stato. Chi ci dobbiamo fare? Dezzi buntati, so che ti accorge. Finza al 20. Ma questa cosa pure a volte fa che da ridere. Tu sei sinova e noi che manco zirarete sinara andas in un altro cammino e che manco in una casese. Mi capita già con lo Zassaresio, che quando fa vedere di certi personaggi di Rasasseri, che hanno fatto Rasasseri, che hanno scritto Bassasseri, non riconosce nessuno, però vabbè, avevamo di divulgarlo insomma. Io faccio una pregunta, l'ultima, penso a che tempo, come ti dice, tiranno. Un sogno, un biso per la Sardegna, perché avevamo fatto due rivoluzioni, senza fuzzire, insomma. Da che mi penso, io non esco così, noi che non siamo a gattare, non siamo a morire, noi io a borta, che poi tutto un'area a Sardegna, non è fatto in divizio, è un problema pure. Cosa armeda, non è che uno può non dare una soluzione, però spero che questa cosa non morzano non sono morte a che hanno fatto, spero che questa cosa vanno a seguire, che i giovani sono sempre interessati, e se no, te possiamo fare. Uno a Sasona non può fare nulla, è vero, uno può fare su libertà, su compito suo, ognuno a sua parte sua, ognuno su mestiere suo, però certo bisogna minare un biso, e no che a volte sono normali, sono normali, mi pare, che essini. Però se speranza aumenta in narada, è l'ultima si chiama, l'ultima si andare, e speriamo sempre, cerchiamo di fare su nostro, e spero, più che altro spero che gli altri pure vadano in parte di solo, che questo pure sì, è importante, e ti rende, a volte questa cosa pare che sta andando sempre più, noi stiamo andando avanti. Manco male, noi stiamo andando avanti, siamo frimoso. Siamo frimoso e noi siamo più che siamo. Questo pure è su che viene di prima, ma la gente veramente non conosce, tu mi hai detto, Tattaria da più gente veramente da importumano, ma no che non lo conosce nessuno. Come Tattaria te lo logo pure, ma rischiano tutto
di tutto ciò che nella televisione è altre cose, ma dei noi non è nulla. E come è possibile? Ma noi viviamo. Andiamo. Noi Noi due siamo di chi che provano a fare conoscere. Io, Antonio, ti do grazie, sono ben contento di aver fatto il topo con a te, è stato un piacere manno, e colciati, come ti si dice, a vederci sani. Va bene, che facciamo una rivoluzione. Ti intendo. Vi proviamo. Grazie a voi. Grazie. Saluto. Chi ti racconta a me? Siamo il di impari ad Antonio Nasone, ci vediamo Ghizzo e a vederci sani.